Ah, questo mal di gola non ce la faccio veramente più, aiutatemi. Ehi là gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Sto morendo di caldo, quindi attivo il condizionatore. Fatto anche rima. Che battuta squallida. Sapete, esistono tantissimi tipi di youtuber. Youtuber pazzi, youtuber scemi, youtuber intelligenti, youtuber furbi e youtuber ingenui. Ma non penso esiste uno che registra un video mentre è in mutande. Cioè io non vorrei dirvi, ma sono realmente in mutande. Cioè, evitiamo. Detto questo, oggi cosa faremo? In realtà non lo farò io, ma l'ha fatto il me del passato. Vi ricordate il ragazzino quello quando ho fatto lo scherzo al mio migliore amico dove lo buttavo in piscina e c'era quel ragazzino, avete idea? Quel ragazzino piccolo che era un mio fan. Avete presente, raga? Vi rinfresco la memoria per farvi capire di chi parlo in quel video. Scherzo al mio migliore amico, lo butto in piscina. Fai vedere i tuoi muscoli perché non so se hai... No, ne serve qualcuno di più forte secondo me. Ecco, quella è stata la seconda volta in vita sua che lo... Cioè nel senso la seconda volta che appunto ci siamo incontrati. Ecco perché oggi vi farò vedere la prima volta che l'ho incontrato, perché con i suoi genitori gli abbiamo fatto uno scherzo veramente, cioè una sorpresa o meglio dire, veramente assurdo a lui e sua sorella, che sono dei miei grandissimi fan e penso siano... La sorella no, perché comunque ha 12 anni, però il ragazzino che ha 8 anni, Giuseppe, è un mio grandissimo fan e forse uno dei più piccoli che ho. Fatemi sapere la vostra età qua sotto, appunto. Detto questo vi lascio al video. Ma sei pronta a fargli la sorpresa ai fan? Ai miei fan? Sì, certo, così si emozionano tantissimo. Sarà una bella sorpresa. Vai mamma, andiamo, let's go. Andiamo. Let's go. Mia mamma è ormai diventata un influencer, cioè mi chiedo Let's io. go ragazzi, andiamo. Mi fai un eschiere? Eschiere. Vabbè, lascia stare, mamma, lascia stare. Ragazzi, siamo appena arrivati a casa dei miei fan. Vabbè, Ginevra e Giuseppe. Oh mio Dio, devo parlare piano perché sicuramente loro saranno al loro parco giochi che hanno fuori casa. Adesso vi faccio vedere. Stiamo zitti, raga. Oh mio Dio, perché Ginevra sa che comunque mia madre è amica con suo comunque i miei fan sanno che i miei genitori e i suoi genitori sono amici, ma non mi hanno mai visto, quindi sono curioso di vedere la loro reazione. Adesso vi faccio vedere cosa sto facendo in questo momento. Raga, stanno giocando, non lo so che cosa sto facendo. Ok, adesso io entrerò e mi farò vedere da lei. Oh mio Dio, raga, andiamo, zitti. Ginevra, mi conosci? No, sei tu. Non sei. Sono io, Ginevra. Non sei. Da quanto tempo lo chiedi a mia madre? Oddio. Da quanto tempo lo chiedi a mia Sei madre? il mio idolo, ti adoro. Seria? Oh mio Dio. Ma no. Non ci credo. No, se non sei vero. Cosa stai provando in questo momento? Perché wow, io se incontrassi il mio idolo sarei come te. Cosa stai provando in questo momento? Oh, sta tremando, guardate le mani. Sta tremando, ma non tremare, Ginevra. Ginevra. Che fare? Raga, lo chiede a mia madre da un sacco di tempo e mia madre gli ha detto è sempre impegnato, fa sempre video. E finalmente questa ragazza Sto registrando Dio. sta morendo, raga. Gire, calmati, sono una persona normale. Sono normale, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Raga, ma che piccolina. Sta tremando, raga. Oh mio Dio, calmati. Vedi che sono una persona umana come te. Una persona sta piangendo. Non facile. Fantastica, fantastica. Best fan, ragazza. Raga, voi come avreste reagito? Fatemelo sapere. A proposito, Ginevra, adesso tu mi devi aiutare a fare una sorpresa a tuo fratello che è più piccolino. Tu quanti anni hai? 12. 12, tuo fratello ne ha 8? 8. Basta tremare. Dov'è tuo fratello in questo momento? Sta dormendo là. Come là? No, sta dormendo. Oh, sta dormendo? Non distrarti. Piano, sta dormendo, raga. No, piano. Sta dormendo, raga. E noi abbiamo gridato tutto questo Non ci tempo. credo ancora. Calmati. Sta dormendo, raga, sta dormendo. Oh mio Dio. Ok, allora dimmi secondo te come reagirà una volta che mi vedrà. Secondo me impazzirà. Impazzisce, dici? Sì. Oh mio Dio, Ginevra. Ancora emozionata. Ok. Cosa? Ora ci facciamo la foto, non ti preoccupare. Se vuoi ti faccio anche un autografo, non lo so se vuoi. Oh mio Dio. Allora, pensiamo un piano per svegliare tuo fratello, perché dobbiamo assolutamente vedere la sua reazione. Pensiamo un piano in questo momento. Cosa potremmo fare? Beh, svegliarlo normalmente. Allora facciamo così, tu tieni la fotocamera, lo svegliamo, appena apre gli occhi vede subito me. Che cosa succede secondo te? Cioè nel senso io mi metto là davanti, tu lo svegli, gli dici Giuseppe, appena si sveglia mi vede. E vediamo che succede. Che piccolo, raga, è uno dei fan piccoli che ho. Guardate come dorme il gianetto. Ok, pronta Ginevra, aiutami.
Ok, andiamo, ok, mi metto là e andiamo. Sta dormendo tipo a sonno. Come pace. Sì, Pronto a cioè, non si svegliarlo. muove Vai, neanche. pronto a svegliarlo. Peppe, c'è una sorpresa. No, non ci credo. Aspetta. Forse non so. Non ci credo. È davvero. Allora, è un'allucinazione ottica di sicuro. Ho come l'impressione che lo sapeva. Non è che tu già sapevi che io dovevo venire qua? No, è possibile. Ho come l'impressione che lo sapevi, Giuseppe. Sono il vero Crazy Mad. Sì. Raga, ma perché tremi? Ok, allora devo ammetterlo. Ginevra ha avuto una reazione molto più bella. Cioè, Giuseppe, non lo so. Cioè, Giuseppe, cosa stai provando in questo momento? Allora, tu mi vedi calmo in questo momento. Ok, vedo che stai tremando, però ve lo vedo. Ma io dentro sto provando tutte le emozioni che Oddio. manco si sognano. Ma è vero, Giuseppe, fantastico. Giuseppe, devi dirmi la verità. Chi ti ha detto? Perché lo sapeva, raga. Lui non stava dormendo, Ginevra. L'hai vista anche tu? Era, Sì, l'ho era un vista po'. anch'io. Giuseppe, dimmi la verità. Nasconde te l'ha detto mia madre. Non mi hai detto niente. E lei non sapeva niente. Cioè, perché mia mamma te l'ha detto? Io voglio capire perché mia madre gli ha detto che dovevo venire. Uffa, Non sapevo niente, perché non me l'hai detto? quindi mi voleva trollare. Mi volevi trollare. Oh raga, mi voleva trollare. I piccoli fan di crescimento crescono. Sei un vero matto, devo ammetterlo, Giuseppe. Vediamo, facciamo un quiz al volo. Che codice creatore usi? Cimed. Bravo, vieni qua, l'altro abbraccio per te. Scusami Ginevra, tu che codice creatore usi? Cimed. Allora doppia foto oggi. Fantastico. Ringraziamo il cameraman. Ciao cameraman. Ecco, si vergogna il cameraman. Raga, seguitela su Instagram. Vuoi dire come ti chiami per fare un po' di follower? Non vuole dire come si chiama. Ecco. Grazie cameraman. Alla prossima per il cameraman. Vai. Uno sta esplodendo, quello sta tremando. Io non so che dire. Però io non supero tutto. Cioè non supero a te che sei matto e ti hai fatto il bungee jumping. Grandissimo, Da vieni qua. 152 Vieni metri. qua, ma grande Giuseppe, vieni qua, ok. Allora, però adesso quando è troppo è troppo. Adesso andiamo da mia madre e vediamo il perché gli ha detto che dovevo venire qua. Mi hanno rovinato un bello scherzo, non è giusto. Sei pronto? Mamma, tu che sei d'accordo? Ciao cameraman. Sei d'accordo, eh? Sei d'accordo? Sì, adesso andiamo a vendicarci. Non è giusto. A lui gliel'ha detto a te no e poi mi ha rovinato lo scherzo. Mamma, ti ho scoperto. Ebbene sì, non è riuscito a fare il finto tonto. Non è riuscito perché io gliel'ho detto che tu dovevi fare uno scherzo. Ma ti sembra giusto, Ginevra, che gliela... Giusto. Tu dove eri oggi? Tu non c'eri oggi. Ma no, Piscina ma con raga, amici. mamma, E io l'ho questa detto solo a Giuseppe. Questa Mi me la dispiace. paghi, questa me la paghi, Ma mamma. che paghi? Io ho tante cose da farti pagare. No, questa me la paga, mi hai rovinato una bella sorpresa, un fan, io volevo me vedere. ne frega. Si è visto, raga. Scrivetemi, secondo voi. È schiere, Giuseppe, è schiere. Ma- Codice Cimenti ma- tutta la vita. Ma ti stanno rendendo conto questi cose? Cimenti, codice Cimenti. No. Allora, raga, no, mamma, mi hai rovinato una sorpresa. Non ti dovevi No. permettere. Non me ne frega, ci voleva perché tu mi fai sempre degli scarti. E allora io ho detto ora chiamo a Giuseppe e gli dico che deve venire Crazy a casa sua. Ecco. E Ginevra E io io non l'ho fatta apposta, tu non sei a casa. mi volevo rovinare uno scherzo. Per fortuna sto che è pregando. venuto questo video. Per fortuna, mamma, che magari a lei non l'hai detto. Giuseppe. No, Giuseppe non è riuscito a fare il finto tonto. Dovevi fare lo scherzo che non sapevi niente, invece hai parlato. Lo sapeva. Ero troppo sospetto. Va bene. Non dovevi parlare. Era Non troppo dovevi sospetto. parlare. Va bene. Allora io direi di fare tutti un abbraccio di gruppo, mamma. Un abbraccio di gruppo. Che dire? E schiere. Codice Cimenti. No, io dopo di questa, Codice mamma, Cimed. scusami. No, mi stacco da questo. Cimed. Cioè, Seguitemi su Instagram, Mamma Med. Anche a me. Giuseppe, Ginevra. vabbè, seguiteci. Ginevra, se scrive Ginevra appariranno 1000 contatti su Instagram. Ginevra come, Curo? http.gin.20. Vabbè. E seguitemi anche su TikTok. Vabbè, raga, cioè, questo video sta diventando abbastanza trash. Chiudiamo il video. Vabbè, fatemi sapere se voi ve ne siete accorti di Giuseppe. Io non lo so.